Bom dia cari amici della Maratona Veneta, anche una parola, un video curto e una parola particolare. Boemo. In qualsiasi modalità lettura che si possa avere tutto il Veneto, anche che dice, non so, voion, no? O volon. E sta parola qua la vuol dire do robe, e do significati veramente interessanti. E il primo è il verbo voiar, no altri voemo, quindi svoemo via. E il secondo è il verbo voer. E donca, appunto, voemo una certa roba. A me il Veneto mi piace tanto perché oltre a essere la mia lingua madre, è una lingua che ti consente di fare queste robe qua. E ti consente di avere la sovrapposizione delle parole e dunque la moltiplicazione dei sensi doparando ogni singola parola. Credo che non sia una roba più bella, forse perché siamo abituati così col Veneto. E ora ricordiamoci che in Veneto, quando che voemo, podemo voar. Io me penso sempre che se i Veneti stai quei che ha fatto la prima città sopra l'acqua e che è su ancora adesso, ecco, e probabilmente anche grazie a sto concetto qua, no? Savi la parola in greco, parola scritta, parola pronunciata e pensiero, era la stessa roba, parola logos. E se i veneti, qui dice voemo, gli pensa anche a voemo, ecco, magari i primi che fra 100 anni, 200, 1000 anni gli fanno una città che voia, chissà che lo sa, non che saremo niente, ma magari succederà. Anche queste sono le potenze e la potenzialità della lingua. Anche un video curto, così se vediamo domani. Abbiamo fatto il 30° video della nostra maratona veneta, ne manca 70. Ciao, a domani.